Una vecchia col naso ricurvo, vestita di stracci, che dona regali e dolci ai bambini. Tutti conoscono la Befana, ma forse non tutti sanno che è una festa antica, legata al culto della dea Diana. Il 25 dicembre era il giorno del Sol Invictus, ovvero il solstizio d'inverno, e per i 12 giorni a venire c'era aria di festeggiamenti e bagordi. Nei culti più antichi non c'era nessuna brutta vecchia. Si celebrava invece l'Epifania di Madre Natura, che presto avrebbe donato i suoi semi. Nelle realtà più rurali vigeva un'altra tradizione, quella del pane vin, tuttora diffusa in molti comuni veneti. Si accendeva un grosso falò per festeggiare l'inizio dell'anno, si brindava in compagnia, si osservavano le fiamme alla ricerca di buoni auspici e si bruciava un fantoccio a rappresentazione del passato. Nei secoli, la raffigurazione di Madre Natura, come tutte le altre legate al culto di Diana, mutò in quella di una vecchia strega. Le streghe ai tempi dell'Inquisizione si bruciavano. Il falò c'era già, ed ecco che nei pane vin il fantoccio dell'anno passato diventò la veccia da mettere al rogo.